Segna stampa. Con la carica parti al mattin se ascolti la rassegna stampa di Sammy Varin. Vedi la certezza, questa è già una certezza. Pierluigi che mi scrive il buongiorno ancora prima che io abbia cominciato. Ma ci sono quelle certezze su cui basare il fatto che dobbiamo cominciare una nuova giornata, è l'alba di un nuovo giorno, il 24 febbraio 2025. La certezza è che siamo ancora vivi, Sammy Varin, Simone più vivo che mai, anzi molto più vivo di me, direi, schiaccia, gira, molla, risponde, fa un fracco di cose, si agita insomma, e quando vedi il regista che si agita sei anche contento e dici oh che cavolo, stanno lavorando per te, e io ringrazio naturalmente chi ci dà una mano per andare in onda, ma ci sono altre certezze, signori, motivi buoni per alzarvi dal letto o per continuare a guidare in coda senza sbandare e andare fuori strada, ma siamo matti, c'è anche un po' di nebbia. Allora, la certezza che il Papa è vivo, ok, lo dobbiamo dire ogni volta perché qui basta che ti giri un attimo, è morto il Papa, che sfiga che portate. So che ci sono un po' di gomblottisti che ci farebbero un pensierino, il Papa è vivo questa mattina alle 7:32, santa polenta. Poi che altre certezze ci sono? Che in Germania c'è stato un voto spettacolare. L'ultradestra non è più ultradestra, ma è una destra di governo e basta, ok? Ma l'ultradestra che non è più ultradestra, ma è una destra di governo e basta, non servirà assolutamente a nulla. E no, niente, praticamente non cambierà nulla. Infatti anche nel centrodestra, che non è ultradestra, si festeggia, ma per motivazioni diverse. E quindi abbiamo il nostro caro fratello Tajani che festeggia perché il PPE ha vinto, mentre Matteo Salvini festeggia perché AfD ha raddoppiato i voti. Ne parleremo dopo, alle 9 dovrebbe esserci il capogruppo della Lega Molinari come al solito, quindi e allora buongiorno, no, ci sono altre motivazioni, altre certezze, ma non ve le elenco tutte, se no devo fare la rassegna stampa e adesso le scopriremo insieme. Buongiorno da Sammy Varin, certamente, sì, e appunto è una rassegna stampa questa, lo devo sempre specificare perché in sempre meno ci credete che sia una rassegna stampa, ma lo è. Una rassegna stampa particolare, un po' spettacolare, sdrammatizzante per i drammi che stiamo vivendo, il dramma più grave chiaramente che sia lunedì, ma soprattutto una rassegna stampa che si basa sui vostri commenti che stanno già arrivando e mi fa piacere perché ormai avete capito come funziona. Un messaggin per Sammy Varin al 340 67 09 659. Cosa significa? Che mentre io vi leggo le notizie, voi potete darmi un vostro responso, un vostro commento, un consiglio. Torna a dormire, Sammy Varin, basta con questa rassegna stampa, fa schifo anche queste cose, ma va bene, complimenti, sono andato sul sito di Radio Libertà, ti ho fatto un bonifico di 50 euro, ste cose qua che uno dice, vuol dire che servo a qualcosa. 340 67 09 659, lo dico anche per i nuovi ascoltatori perché è un'opportunità per farvi sentire la voce del popolo, Vox Populi, quando il popolo parla, il popolo ha ragione, anche se molto spesso parla alla pancia, che però quando è vuota, insomma, senti un certo fastidio ed è difficile resistere, almeno parlo per me, inizio a mangiare, non la smetti più. Ci tuffiamo subito sui quotidiani. No, prima un'occhiata alle agenzie e ai siti elettronici. Repubblica apre naturalmente con le elezioni tedesche. Germania, BSV è fuori dal Parlamento, si va verso un governo a due, CDU, SPD. L'AfD vola, ma non governerà. Ciapala lì. E questa è l'apertura di Repubblica che poi si estende anche nel cartaceo. Il Corriere la mette così: Germania, Merz della CDU dice abbiamo vinto, serata storica, vola l'ultradestra,
Weidel dell'AfD dice: i nostri voti raddoppiati, BSV non raggiunge il 5% e fuori. Che succede adesso? Se lo chiede il Corriere, se lo chiede il Corriere dice siamo fritti. Ditemelo voi, cari ascoltatori, cosa può accadere adesso? Secondo Sammy Varin un bel nulla, ma sono segnali, sono scossoni che continuano da anni e anni, e chiaramente, e questa è una cosa che poi si rivolge anche all'Italia, la questione sicurezza, una delle motivazioni, gli immigrati, una delle motivazioni per cui l'ultradestra ha raddoppiato i voti in Germania, e qui in Italia si fa ancora finta di niente e ci sono le manifestazioni che non vogliono il decreto sicurezza, Ne parliamo poi alle 9 con Molinari, promesso? Lo scrivo, decreto sicurezza. Intanto il Corriere apre con, ve l'ho detto, che succede adesso, e poi ci fa la mappa. Come cambia la mappa? Con chi si allera la CDU? Prova qui le possibili coalizioni, ti fa anche il giochetto, cioè ti piglia per il culo oggi il Corriere, nel senso che poi faranno come cacchio vogliono loro, e l'abbiamo capito, la destra non governerà, ma vai tranquillo, se uno non c'è niente da fare va sul sito, si fa il giochetto che ti fa sentire preso in giro. Come sta il Papa? Naturalmente vedremo il prossimo rapporto alle 8:30, se non erro, insufficienza renale, si diceva ieri, condizioni critiche, il rischio che l'infezione si estenda, l'ultimo bollettino diceva ossigeno e trasfusioni. Stiamo naturalmente a monitorare la situazione e soprattutto, per chi ci crede, preghiera, preghiera, preghiera. Andiamo anche su l'ANSA, mi ero dimenticato di inserirla, questo, facevo finta di niente, dico sì, non leggiamo l'ANSA, invece no, bisogna leggerla, perché magari è scoppiata un'altra guerra e tu non lo sai. 3 anni fa l'invasione russa, vedi che ha un'apertura diversa, von der Leyen a Kiev, l'Ucraina è Europa, scusate, l'Ucraina è Europa. No, non ce la faccio. Zelensky celebra 3 anni di resistenza, Erdogan a Macron, possiamo ospitare colloqui Mosca-Kiev. Ok, questa è l'apertura, sappiatelo, dell'agenzia ANSA, ma d'altronde è una delle frasi che campeggia sui quotidiani quest'oggi. Zelensky che se ne potrebbe andare, sì, ma l'Ucraina deve entrare nella NATO. E questa è una bella domandona che vi potrei fare, cari ascoltatori sveglioni del matin, Ci stareste voi a fare il cambio? Zelensky se ne va vuol dire che l'Ucraina torna al voto, ma bisogna farla entrare nella NATO. È uno scambio interessante? 340 6709 659. E allora tuffiamoci subito sul Corriere. Vince Merz, raddoppia l'ultradestra, il titolo principale. Germania, il numero 1 CDU sarà cancelliere, crollo SPD, Alice Weidel dell'AfD pronti a governare. E qui naturalmente facciamo così, boccalona. Sì, purtroppo sono certe democrazie, non la democrazia, certe democrazie. Il rebus delle alleanze, 2 gli scenari, scrive il Corriere: grande coalizione, ma dai, ma va, o governo a 3 con i verdi. Balzo dell'affluenza, e questo è un dato importantissimo, ragazzi. Cioè, 84% di affluenza in Germania per queste elezioni è una roba, ma cioè, se accadesse qua in Italia, chi vincerebbe secondo voi? Altra domanda, troppe domande, troppe domande. 3406709 di spalla in prima pagina sul Corriere, eccolo qua, Zelensky: posso lasciare se l'Ucraina entra nella NATO. A 3 anni dall'invasione russa dell'Ucraina, Zelensky ha detto che sarebbe pronto a lasciare immediatamente la presidenza di fronte alla garanzia dell'ingresso di Kiev nella NATO. Farò tutto il possibile per la pace. Ditemi voi se questa cosa è interessante.
Il Papa che resta grave, ora ha una lieve insufficienza renale. Questa è la prima pagina del quotidiano Il Corriere, come vedete ben definiti gli argomenti. Ci tuffiamo tra poco sul Corriere, ma un girettino veloce anche sul Fatto Quotidiano. Germania, vincono le due destre e fanno litigare quelle italiane. Zitti zitti, ma è proprio così. Elezioni federali, CDU al 29%, AfD al 20%, crollo SPD, grosse coalizioni in bilico, sì, in bilico, ma la faranno nuovamente. E dicevamo appunto Forza Italia e Lega che esultano, ma anche Lupo, Lupo De Lupis, anche lui, esultiamo tutti, ma per motivazioni diverse. Mentre quello che sta più zitto in questo momento è Fratelli d'Italia. Zitto, zitto, quatto, quatto, anche perché insomma stanno già festeggiando, stanno ancora festeggiando la chiacchierata che Meloni ha fatto l'altro giorno. E che cavolo, che chiacchierata in inglese perfetto, e soprattutto senza sbilanciarsi né verso l'America né troppo verso l'Ucraina. È stata perfetta, l'amiamo, su questo c'è poco da fare. Molliamo già, no, sto guardando gli altri titoli quest'oggi perché lo so che vi attizza il Fatto Quotidiano. C'è una tentazione. È come tradire la propria moglie, la propria fidanzata, non lo faremmo mai. Però ogni tanto, quando vediamo una bella ragazza messa bene, truccata, fino a un certo punto, io non le voglio troppo truccate, eccetera, e comunque ci giriamo a guardarla. Ecco, il Fatto Quotidiano potrebbe essere così. Ad esempio, parlando di guerra e di Zelensky che ha detto mi dimetto se entriamo nell'alleanza, 2 italiani su 3 sono contrari all'Ucraina nella NATO e al 2% di pila alle armi. Questo è il sondaggio chiaramente del Fatto Quotidiano, che però ci fa pensare. 2 italiani su 3 sono contrari all'Ucraina nella NATO. La facciamo entrare, ma se ne va Zelensky però. Tra le altre notizie che ti possono far tradire tua moglie, il fatto economico, le criptovalute di Milei che inganna l'Argentina, e c'è Milei con in mano la sua motosega, cavolo, quella che vorremmo tutti quanti noi. Ancora, Cina fra green e benessere, così scavalcherà l'Occidente. Antonello Caporale ce ne parla dicendo il socialismo che ce l'ha fatta. Come vedete, tante buone motivazioni per tradire, e per tradimento intendo andare a comprare il Fatto Quotidiano al posto magari della verità. Chiaramente io non sono qui per inficiarvi questa cosa, so che non lo fareste mai, però per dirvi insomma dove vado? Mi dite dove vado, per favore? Mi date un consiglio? 340 6709 659, cosa mi consigliate? Sì, altra prima pagina. Ok, vado. Non vado sul Giornale, ma vado proprio, l'ho nominata prima, dai, perdonami, per farci perdonare. Andiamo sulla più amata, e quindi mamma mia quante pagine quest'oggi, solo la Germania. Vediamo il quotidiano La Verità, non tradiamo i nostri amori. L'AfD è il secondo partito di Germania, grazie al suo fido alleato, la sinistra. Ora inizieranno i giochi sporchi per escluderla dal governo, ma guarda un po' La Verità che ci azzecca. Alle elezioni tedesche la CDU-CSU è prima. Crolla fragorosamente la SPD, mentre la compagine della WED raddoppia i voti. Decisiva l'apertura indiscriminata ai migranti per aiutare, tra virgolette, l'economia. Attenzione, sembra di sentir parlare l'Italia. Il risultato invece è stato un boom di criminalità fatale per i compagni, proprio quello che sta accadendo nelle grandi città. E a Milano, signori, anche canali normalmente più gentili, tipo quelli di Forza Italia, canali intendo chiaramente Mediaset, cominciano ad andarci giù pesante dicendo che a Milano c'è veramente un'emergenza criminalità. Ogni giorno ne succedono di tutti i colori, accoltellamenti, sparamento di qua, cioè, e si fa finta di niente, e il sindaco zitto e muto. Chiaro che
prossimo giro di elezioni non so che cosa accade, ma soprattutto vorremmo sapere cosa accade a Milano, chi candiderà il centrodestra a Milano. Avete delle idee? 340 6709 659. Ma in centropagina sulla Verità una cosa che non vi aspettate, signori: Nancy Dell'Olio denuncia il Dem emiliano. Cena a due e contratto da sponsor della Puglia, poi mi ha tradita. Se ne occupa Carlo Cambi oggi sul quotidiano La Verità. È un'altra storia d'amore, questa volta in salsa dem. Tan, da, da, da. Intervista a Carlo Fidanza, Fratelli d'Italia, sul fine vita, fuga in avanti di Bertolaso, basta solisti. Eurodeputato di Fratelli d'Italia Carlo Fidanza avverte gli alleati sul fine vita: non abbiamo apprezzato né il merito né il metodo delle scelte di Bertolaso in Lombardia, no ad atteggiamenti da solisti. Ok? Tra le interviste del lunedì, Antonio Teti: il problema è che le spiate sono in mano a colossi privati. E attenzione, parleremo proprio di decreto intercettazioni alle 8:45 con la deputata della Lega, onorevole Simonetta Matone. Marco Bertolini: l'esercito UE da temere, invece l'Europa tenga agganciata Mosca. Andrea Levy: i grandi marchi d'auto non possono rinunciare ai motori termici. Corrado Tedeschi: e viva il teatro, però i giovani attori abusano dell'auricolare. Oggi le interviste del lunedì, mentre ospiteremo, a proposito di teatro e di circo in questo caso, alle 11:30 ci viene a trovare un grandissimo circense, Paride Orfei. Il vento USA spazzerà via i nostalgici del Covid. Scripta manent di Silvana De Mari. Qui hanno scritto Silvama De Mari, ma va bene, tanto c'è Sammy Varin che corregge. Faccio il correttore io da grande, va bene. Dal quotidiano La Verità al quotidiano Libero, perdonatemi, ma oggi il titolo di Libero merita assolutamente e vi strappa un sorriso, voi che state lì a guardare ancora questi risultati della Germania, non ci capite assolutamente niente. Libero di quest'oggi titola: s'è bruciato il Wüster. S'è bruciato il Wüster, la caduta di Berlino, voto in Germania, prima la CDU, AfD raddoppia e la SPD di Scholz crolla, ma già pone le condizioni mai con la destra. In arrivo un papocchio che farà male a tutta l'Europa, vedete le previsioni di Libero. E poi c'è Zelensky che ci aggiunge: per l'Ucraina nella NATO pronto a dimettermi, vertice straordinario UE. Chiaramente aspetto un vostro consiglio. Lo facciamo dimettere sto Zelensky, però dopo deve entrare nella NATO l'Ucraina. Vabbè, ma noi potremmo dire tra 50 anni, no? 340 6709 659. Non ha specificato quando, subito. Non si può subito. Le reazioni alla Casa Bianca: Trump esulta per il risultato, gran giorno per gli Stati Uniti. Chiaramente si parla della caduta di Berlino, che si è bruciato il Wüster. Le reazioni in Italia: Salvini e Tajani si dicono soddisfatti, Dem confusi dal tonfo socialista. Ma in centropagina, anche sul Libero, la sofferenza del Papa è sempre in prognosi riservata. Tra malattia e fede, la Chiesa non sa più parlare di cosa c'è dopo. Questo ed altro sul quotidiano Libero di quest'oggi. Da dove parto? Dai, ci siamo, entriamo sul Libero. Tu dici però manca Repubblica, riuscite a sopravvivere senza Repubblica per ancora qualche minuto? Dai, entriamo all'interno di Libero. CDU vince, però malino. SPD caput, ma decisiva. Cresce la sinistra estrema, è solo AfD che raddoppia. Con questi ingredienti praticamente io ci farei una maionese tutta appiccicosa. Oh, ma lo so, si capisce poco, devo dire, però quello che capiamo è che sarà tutto come prima.
ascoltate me, ma sono segnali potentissimi, soprattutto ribadisco e discoriba, qui non dice nessuno, l'affluenza sopra l'80%, Azzolina, sono andati, ma neanche il PD che faceva votare i morti e quelli in carrozzina riuscirebbe a fare altrettanto, no, non ce la fa neanche lui, e quindi sono stati bravi, e quindi vuol dire che hanno davvero un'emergenza importante in Germania, che abbiamo anche qua in Italia, ma c'è qualcuno che ti mette così, che ti dice che non è vero Semivarin, non è vero che c'è l'emergenza con tutte queste bande di gente che accoltella, ammazza. Compresi i giornalisti, certo, qualcuno li paga per dire che non c'è alcuna emergenza, ma certo, un altro accoltellamento fuori dal centro commerciale, ma certo, non potrai più far andare in giro i tuoi figli, tua figlia Semivarin, ma dove la lasci andare? Ma ti fidi a farla uscire da sola? Trionfo della Weidel, che si dice pronta a governare con Merz per dare la svolta al paese, ma i centristi, primo partito, vogliono allearsi coi perdenti, SPD, Verdi, forse liberali, per fare un esecutivo debole. Così mette giù la Germania al voto il quotidiano Libero, che forse uno dei più chiari. Nell'analisi del voto Andrea Valle scrive: analisi del voto, Alice piace ai giovani, i sovranisti attirano gli operai, ma anche i liberali delusi. Gli elettori tedeschi non perdonano i partiti della coalizione governativa uscente, crollata in poche settimane tra le polemiche incrociate. Socialdemocratici, Verdi e liberali sono andati tutti male, in particolare questi ultimi. Secondo le stime di ARDI, il consorzio che riunisce le emittenti pubbliche regionali, il partito che ha tratto il maggiore vantaggio dal calo del Partito Liberale è la CDU-CSU, ma abbastanza sorpresa. Molti elettori che avevano scelto il Partito Liberale nel 2021 hanno scelto l'AfD quest'anno. Insomma, la destra comincia a far breccia decisamente anche nell'elettorato moderato, preoccupato soprattutto per le violenze degli immigrati. Cioè, l'ha dovuto dire anche Bonaccini, quest'oggi intervistato sul Quotidiano, che quelli che hanno votato AfD non sono mica tutti fascisti, neonazisti. AfD comunque si conferma formazione egemone nelle aree meno ricche del paese. Sempre secondo le stime di Ardo, ottiene il 37% tra gli elettori che si considerano in una situazione economica difficile. Il partito dell'estrema destra tedesca ha guadagnato 18 punti in questo segmento demografico a discapito dell'SPD, un trend comune a tutto il mondo occidentale, il giro dei voti dalla sinistra alla destra populista. Ma la sigla guidata da Weidel non è un partito di anziani proletari nostalgici dello statalismo di regime, nazista o comunista pari furono. Tra gli elettori che hanno votato per la prima volta, il 27% ha scelto Linke, ma il 19% AfD. A spingere in alto il partito che piace a Musk sono soprattutto gli elettori tra i 35 e i 44 anni, ma AfD è cresciuto soprattutto tra i giovani. Questa è la lettura che ne fa Andrea Valle quest'oggi sul quotidiano Libero. E naturalmente do a voi la lettura migliore, siete sempre voi i nostri migliori commentatori, inviando un WhatsApp anche audio se volete al 340 6709 659, perché io tra 5 minuti comincio a leggerli. Un tedesco su 5 ha scelto la destra. Dov'è? Me lo sono già perso. Eccolo qua. Un tedesco su 5 ha scelto la destra e lo tratteranno da nazi. La Germania va a destra, ma la classe politica non lo vuole capire. Si continuerà a ignorare quei milioni di votanti finché il loro numero crescerà ancora. Se va bene, come in America, ma ci sono altri scenari. Questo è l'editoriale di Daniele Capezzone, quest'oggi sul quotidiano Libero. E attenzione, quello che facciamo noi naturalmente è un parallelo tra ciò che sta accadendo in Germania e quello che potrebbe accadere da noi. Le priorità di Merz: rafforzare l'Europa per raggiungere l'indipendenza difensiva.
Il diktat di Scholz lo sconfitto, mai accetteremo la destra estrema, mai accetteremo la destra estrema, speriamo che lo facciano anche gli altri. E ancora, Alice pronta a governare, la nostra mano è sempre tesa per realizzare la volontà del popolo. Ok? Che la facciamo governare? Salutiamo Ivan Cardia che ci sta ascoltando, ve lo ricordate ragazzi miei? Prima o poi spunteranno fuori le tue canzoni, spuntano, buongiorno, buongiorno ai colleghi di radio, di televisione che seguono la rassegna stampa di Sammy Varin, mi raccomando non ripetete dopo le brutte parole che dico, non imparate da Sammy Varin. Avanti, avanti, siamo ancora sul quotidiano Libero, signori, perché come vi dicevo, nel centrodestra siamo qui a festeggiare la vittoria dell'ultradestra in Germania, ma per motivi differenti. E infatti noi festeggiamo la vittoria dell'ultradestra, ma Tajani, ad esempio, è soddisfatto perché ha vinto il PPE. Eccoci qua, pagina 5 del quotidiano Libero. Tajani e Salvini soddisfatti, la sinistra perde e festeggia. Chiaramente Libero è più morigerato nella titolazione, no? Per Forza Italia il voto tedesco rafforza i popolari in Europa. Ale! La Lega lancia la provocazione. Ora il centrodestra smetterà di governare coi socialisti? E vai! Il PD dice contava solo fermare AfD, cioè capisci che questi fanno qualunque cosa, si alleano con cani e porci pur di non far vincere gli altri. Non hanno un cacchio da dire, niente, zero proposte. Però siamo riusciti a fermare, bene, 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 bravi, bravi, bravi. Antonio Tajani, Forza Italia è pronta a collaborare per un'Europa più forte e a trazione popolare. Carlo Fidanza, non sottovalutiamo il risultato di AfD, ai loro elettori vanno date risposte. E sono quelle risposte appunto che non arrivano, ma neanche qua in Italia arrivano. Siamo ancora su Libero, signori, e chiaramente noi pensiamo sempre poi a questi frin ai soldi. E allora ieri la prima visita del presidente Bin Zayed, cena al Quirinale con Mattarella. Signori, sono arrivati gli Emirati Arabi, sono arrivati i miliardi, Meloni Emirati, accordo da 40 miliardi. Cresce il partenariato strategico con i paesi del Golfo, 25 intese tra difesa, l'intelligenza artificiale, la promozione delle imprese italiane. Ragazzi, sono arrivati i soldi. Chiaramente la sinistra zitta, zitta, zitta. Fratoianni prosegue con l'assillo patrimoniale. Serve la patrimoniale, è un suo pallino certamente. Speriamo che Bin Zayed non lo senta, se no se ne scappa subito via. Perché mi guardi così? Ho detto qualcosa di strano? No, sono nella media. E allora sì, mi guarda strano Simone perché c'è giustamente la pausa. La pausa delle 8 è sempre una pausa tranquilla, tranquilla. Vi lascio andare in bagno sfogandovi ma con dolcezza. Fate quello che volete. Il sottofondo, alzate un po' la radio, è quello della pianista Veronica Rudian con Silence.
Bella atmosfera per riposare le nostre orecchie, un bell'album, un mini album, tutto da ascoltare, senza fiato, davvero. Silence, Veronica Rudian, classe 1990, da Bordighera, Imperia, è uscita da poco con questo nuovo progetto intitolato Endless, con 6 brani che rivelano tutto il suo essere, ma anche il nostro essere, ma soprattutto pezzi davvero interessanti che ci fanno conoscere questa pianista che già noi conosciamo perché la seguiamo da anni, ma inizia a farsi conoscere anche fuori dall'Italia. 4 minuti dopo le 8 del mattino, buongiorno da Sammy Varin, buongiorno da Simone in regia, buongiorno a tutti voi che ci state seguendo dall'autoradio, nella banda DAB dell'autoradio, ci portate ovunque, da Roma a Milano a Palermo, ma buongiorno anche a chi ci segue da casa, il canale è il 252 del televisore, oppure sul sito radiolibertà.net, che già che ci siete gli date un'occhiata perché è anche un potente sito di controinformazione. Sì, lo so, siete lì che aspettate i messaggini, i WhatsApp che mi avete scritto al 340 6709 659. Chi si sveglia presto la mattina può scrivere a Sammy Varina. Ieri sono arrivati a Sant'Antioco, qui siamo a sud della Sardegna, dei simpatici algerini con il gatto appresso, subito soccorso dal veterinario di turno. C'hanno pure il veterinario a Sant'Antioco. Naturalmente il tutto pagato con i soldi dei contribuenti di buon cuore. Caro Max, sei razzista anche verso i gatti, vergogna. E d'altronde, se l'algerino clandestino scappa, e anche il gatto clandestino, poi tanto arriverà da me, perché fuori da casa mia, signori, c'è la coda di gatti che vengono a mangiare a sbaffo. Io non ne posso veramente più. Far entrare l'Ucraina nella NATO non significa far incazzare definitivamente Putin, scrive la meditatrice Raffaella. Brava, brava, brava. Ma la guerra è NATO. Buona giornata. La guerra è NATO, ok? Sappiatelo. Dopo le dichiarazioni di Merz sulle elezioni e l'affermazione che non governerà con AfD, qualcuno prevede una crisi di governo entro 2 anni con una nuova tornata elettorale. Bravo Marco. Stiamo a vedere. Si è votato solo un giorno, dalle 8 alle 18. Sembra quasi per far votare poca gente, scrive Antonia. L'84% però, Buongiorno Sammy, a me interessa di più capire cosa capita in Toscana, altro che Zelensky, perché se si perde male anche questa volta è da dare contro la sinistra, ce ne sarebbe, occorre fare un repulisti generale. E ci mette tra parentesi Vannacci. Chi è costui? Caro Fabio, ne parlo tra poco perché Vannacci nel weekend è uscito con alcune dichiarazioni che non ci hanno fatto rimanere bene riguardo alla Toscana e a chi la Lega ha candidato in Toscana. Cioè sembra quasi che tutto dovesse passare da lui, ma chi è sto Vannacci? Insomma, anche qui naturalmente chiederò un vostro risponso al 340 67 09 659. Quello deve andarsene e basta, e dovrebbe chiedere perdono a nostro Signore per tutto il male che ha fatto al suo paese. Si parla di Zelensky, chiaramente. Zelensky? No, perché qui ce n'è più di uno che dice quello dovrebbe andarsene, e si intendono anche altri personaggi. Buongiorno. Mai l'Ucraina nella NATO ci porterebbe alla terza guerra mondiale. Maria Teresa. Maria Teresa, cosa vuoi che sia? Ci siamo già, supinamente la stiamo vivendo. Non importa se Zelensky rimane, ma niente NATO. Votate, votate. Allora la facciamo entrare, signori, Ucraina nella NATO con Zelensky che se ne va. Fate il vostro voto, signori. 340 6709 659. Buongiorno a tutti. Cosa succede? Che l'Europa è di fatto distrutta, per fortuna, come al solito. Via dall'Unione Europea subito, via dall'euro. Distinti saluti. E ancora lui, Corrado, metalmeccanico da Treviso, che però aggiunge: buongiorno, ho visto un servizio dell'onorevole Borghi sull'esercito europeo, spero che non vada in porto mai, ecco perché sono così contrario all'Unione Europea e spero che si dissolva. Di nuovo distinti saluti, sempre da Corrado, metalmeccanico da Treviso. Basta con quei gatti alle 7:30, non se ne può più,
sostituiteli, aspettiamo che muoiano, moriranno pur di fame anche loro, ragazzi. Siamo tutti qui a aspettare che muoia l'uno o l'altro. Quanto siete diventati cattivi, veramente. Ma è stato il Covid, il Covid ci ha fatto diventare cattivi. Poi c'è un messaggio audio sul cursore, sentiamo che dice questo. Mi spiace per Fratoianni, tranquillizzatelo, non c'è bisogno che si agiti tanto. La patrimoniale c'è già. Che cos'è l'IMU se non una patrimoniale? È vero. Salutissimi, Jenny. Caro Jenny. Jenny è pazza, diceva Vasco Rossi, ma stavolta ci azzecca proprio. Chi ha un capannone, soprattutto vuoto. Mamma mia, ragazzi, che fatica a sopravvivere. Buongiorno, l'Unione Europea sempre più demente va abbandonata. Il governo italiano ieri aveva dipinto il palazzo con i colori dell'Ucraina. Idioti! Nel frattempo l'industria allo sfascio, energia sempre più cara per favorire l'ideologia del muschio nel cervello. Sulla 7 salta fuori che la Meloni per governare ha fatto un patto con Ursula. Complimenti, scrive Marco. Dai, dite la vostra, ragazzi. Questo è il vostro momento. Inviate il vostro messaggio al 340 6709 659. Io ve lo leggo o a volte ve lo faccio ascoltare. E questo è un audio. Sentiamo cosa dice. Allora, la votazione in Germania, che è fresca di risultato, porta a tre considerazioni molto semplici. La prima è che è lampante che il voto di destra va nel frigorifero. Questa è la cosa classica, effetto MSI tipo anni 70-80, dove quei voti tu puoi votare destra, però non puoi governare. Questo è classico, anche perché essere di una certa parte o comunque essere tacciati di essere di destra è cattivo, è bandito. Essere di estrema sinistra puoi andare al governo, come è capitato anche in Italia con i governi Prodi, con tutti i governi di sinistra. Ci sarà una grande ammucchiata e io dico: vuoi fare la grande ammucchiata, ma i ministeri chiave li tieni tu del CDU e soprattutto la linea politica la fai tu. Invece sarà ricattato e condizionato dei governi, dei amministratori di sinistra che perdono voti di qui ma li prende un altro partito, quindi i voti di sinistra sono blindati. Ma io credo che ora che la destra inizi, perché purtroppo quando hai l'arbitro contro devi tenerti a certa distanza, di cambiare atteggiamento per andare su e cambiare veramente le cose, perché la più grande paura di questa gente è una politica liberale. Poi un'altra cosa, facendo un certo tipo di destra gli dai l'unico argomento di discussione che hanno, perché loro hanno due idee, anzi una sola: andare al potere e poi fare quello che vogliono fare, che poi tante volte non fanno niente. Però se tu gli dai l'unico argomento di discussione, loro cavalcano con tutta la loro filiera, perché sono più bravi a fare la filiera. Grazie. Questo mi vuole rubare il mestiere, non so. Massimo Moletti, il duca di Saronno, e facciamo messaggi un po' più corti, che ci mettiamo a cominciare alle 8:12. Buongiorno, benvenuti anche a chi mi scrive. Sì, il dramma è che proprio è lunedì. Grazie agli amici, ciao, che mi seguono. Siete in tantissimi sulla pagina Facebook di Lega Salvini Premier. Ma in quanti siamo? Sì, tra poco parliamo anche di Lega, perché ci sono novità sul fronte toscana e non sono buone, ma non sono neanche novità, ci mancherebbe altro. Noi andiamo avanti dritti filati. Eravamo rimasti sul Libero, ma ve lo voglio ancora far ricordare, far vedere l'accordo da 40 miliardi. Meloni Emirati, accordo da 40 miliardi, mentre Fratoianni prosegue a Napoli la sua campagna per l'assillo patrimoniale, quindi la patrimoniale fate pagare ai ricchi.
Chiaramente speriamo che Bin Zayed non abbia letto questo articolo sul Libero, che poi si occupa del disastro sanità in Puglia. Soltanto la ASL di Bari è in rosso di 250 milioni. A pagina 14 di Libero, Simone Di Meo ricorda l'esplosione del debito della regione a guida PD. Per tappare il buco, il governatore emiliano punta a tagliare le spese e usare fondi comunitari. La Lega, tutto gestito con spot e senza piani, come spesso funziona da quelle parti. Non ne hanno parlato molto in questi giorni, ma è stata aperta un'inchiesta per il sabotaggio a Cortina, l'attentato alla pista da bob delle Olimpiadi. Attentato, sabotaggio o atto vandalico sono le 3 ipotesi sulle quali la procura di Belluno ha aperto un fascicolo d'indagine. Nel mirino quanto accaduto nella notte tra giovedì e venerdì nel cantiere della Sliding Center di Cortina, la pista da bob in costruzione che dovrà ospitare le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. Le forze dell'ordine stanno visionando tutti i filmati delle telecamere e raccogliendo tutte le testimonianze possibili per capire quali sono le cause che hanno fatto sì che un tubo di refrigerazione dell'impianto del peso di 500 kg e lungo 12 metri finisse di traverso, impedendo il traffico lungo la carreggiata. Intanto oggi arriveranno a Cortina i tecnici del CIO per effettuare una visita programmata da tempo, il tutto in attesa della data chiave del 24 marzo con la prova di scivolamento. Ed è chiaro che qui si scivola, ma si va anche a sbattere e a qualcuno piacerebbe. Siamo ancora su Libero perché c'è la brutta cronaca che vediamo anche oggi su altri giornali. A pagina 15 di Libero, la tragica vicenda avvenuta alle porte di Genova travolge in auto una moto e la guidatrice muore. Lui la conosce e si uccide. Il ragazzo 21enne, per motivi da accertare, ha perso il controllo della vettura. La donna deceduta, 35 anni, abitava vicino a lui. Ne parla quest'oggi il quotidiano Libero. E poi certamente ci rituffiamo su un'altra prima pagina di quelle che mancano, che poi mi bussate alla porta. Lo so, vi manca il quotidiano. Quale? La Repubblica, certo, vince la CDU, vola l'ultradestra, detto da Repubblica, porta una sfiga, ragazzi. Successo dei centristi alle elezioni tedesche, Merz sarà il futuro cancelliere, Frana socialdemocratica, ma possibile il governo a 2. L'onda nera di AfD raddoppia i voti al 20%, risultato storico. L'affluenza record evita il peggio e l'effetto Musk. Siamo sempre naturalmente sul quotidiano Repubblica, nelle mappe di Ilvo Diamanti, il dilemma della difesa comune. È un momento critico quello che stiamo attraversando per l'Europa, per il mondo e per noi, per l'Italia che non è lontana dai luoghi della crisi, in particolare dall'Ucraina, dove l'invasione e la pressione russa si sono amplificate dopo la rielezione di Trump, come si è evidenziato di recente quando il presidente USA ha attribuito all'Ucraina la responsabilità della guerra. Insomma, Ilvo Diamanti tira in ballo la difesa comune europea. Papa, le condizioni restano critiche, insufficienza renale. Naturalmente guardiamo le agenzie per vedere gli ultimi aggiornamenti di questa mattina. All'interno di Repubblica, le reazioni alle elezioni tedesche. L'appello di Bruxelles è un governo subito e Salvini fa festa per l'ultradestra, scrive Claudio Tito. La legislatura europea inizia ora. Il commento informale che buona parte dei commissari UE e anche del Consiglio europeo fanno, tirando un sospiro di sollievo dopo il voto tedesco, è questo. Tutti sono poi convinti che il risultato di Berlino potenzialmente possa avere almeno 2 conseguenze a Bruxelles: ridimensionare il ruolo di Ursula von der Leyen e ricostituire l'asse franco-tedesco alla guida dell'Unione.
Del resto non è un caso che il Presidente del Consiglio europeo, il portoghese socialista Costa, abbia convocato un vertice straordinario sull'Ucraina appena le urne in Germania si sono chiuse, prendendo atto che è stato posto un argine all'avanzata dei neonazisti di AfD. I messaggi che partono dai vertici comunitari riguardano la necessità che Merz formi un governo in tempi brevissimi. Tutto si deve chiudere in poche settimane. Il programma, ha osservato un autorevole commissario, esiste già: salvare l'Europa. E naturalmente a qualcuno questo programma non piace per niente. O la rifondiamo per bene o se la facciamo ancora uguale a prima. Vedete cosa ne pensano a pagina 7 Bonaccini. Per l'Unione Europea e per i democratici è stata una sveglia. Non dividiamoci. Ma c'è anche, dall'altra parte, Cirielli. Parleremo con Alice e i suoi, è giusto che entrino nell'esecutivo. Bonaccini, quindi presidente del PD, l'hanno mandato chiaramente in Europa per disfarsene, un tedesco su 5 ha votato per l'AfD e Bonaccini risponde: è una sveglia per l'Europa, ma sbaglieremmo a pensare, sentite qua, sbaglieremmo a pensare che siano tutti neonazisti quelli che l'hanno votata, quelli che hanno votato AfD. L'exploit è figlio anche del disorientamento sociale e della recessione che hanno investito la Germania. Nella crisi l'elettore va a destra? Gli chiede Repubblica. Tende a votare chi gli parla alla pancia e agita la rabbia. Le avvisaglie del resto si sono già avute in Sassonia e in Turingia. L'Italia non la nomina mica, ma leggetevi l'intervista quest'oggi con Concetto Vecchio su Repubblica. Dall'altra parte, dicevo, Cirielli con Lorenzo De Cicco: le elezioni in Germania segnano una svolta storica, sostiene Edmondo Cirielli, vice ministro degli esteri, coordinatore nazionale della direzione di Fratelli d'Italia. Perché storica? Perché, sentite qua, l'ultradestra tedesca non è più ultradestra, è ormai una destra di governo. È meglio per la Germania, è meglio per tutti. Non si potrà più ignorare l'AfD e soprattutto il popolo che li ha votati. Chiaramente ci viene a dire le ultime parole famose. I commenti a pagina 7 su Repubblica, la spinta di Weber, dichiaro mandato di leadership congiunta con l'Unione Europea per Merz e per la CDU-CSU, parla il presidente del Partito Popolare Europeo Weber. Salvini attacca l'Unione Europea, AfD raddoppia i voti nonostante le menzogne della sinistra. Questa Europa è da cambiare radicalmente. Brava Weidel, avanti così, interviene il leader leghista. La speranza di Tajani, i popolari si dimostrano vero argine alla deriva populista. Forza Italia pronta a collaborare con Merz per un'Europa più forte, commenta il vice premier e presidente di Forza Italia Antonio Tajani. Siamo su Repubblica, siamo su Repubblica, che a pagina 15 si occupa anche della mosca, la mosca che potrebbe essere anche una mosca, la mossa di Zelensky. Mi dimetto in cambio di Kiev nella NATO. E insomma, ragazzi, è un po' come un tempo si faceva pubblicità a Dash al supermercato e io ti fermo, ti dico: senti, in cambio del tuo fustino di Dash ti do 2 fustini di questa marca sconosciuta. Facciamo cambio? Guarda, te ne do 3, te ne do 4. E quello dice: no, io uso solo Dash. Allora Zelensky dice: mi dimetto in cambio di Kiev nella NATO. Lo fareste questo cambio? Poi comunque ricordatevi che intorno ce ne sono altre di repubblichette che arrivano in Europa e che dovremo mantenere. Però Kiev è una patata bollente, è la famosa patata bollente. La vogliamo questa Ucraina nella NATO? 340 6709 659. Dite la vostra mentre il presidente parla nella capitale proprio a 3 anni dall'inizio della guerra. Pronto a incontrare Trump prima che veda Putin, prima però. Consiglio europeo il 6. Questo il paginone 15 del quotidiano Repubblica, che poi prosegue. Sono ancora su Repubblica, è incredibile, rimango a bocca aperta. Sì, si parla di sicurezza su Repubblica, ma no, ma non è Repubblica,
Cazzo, è proprio Repubblica. Bodycam ai controllori contro le aggressioni, test in 5 regioni. Ma no, ma è la verità, è il giornale. È Repubblica che si traveste da giornale. Dopo l'Emilia Romagna, la sperimentazione di Trenitalia si allarga a Liguria, Toscana, Piemonte e Puglia, denunce in calo del 2024. Ah, allora è Repubblica, ok. Raggiunti da piogge e disputi, da cazzotti, il 4 novembre addirittura da una coltellata al fianco su un regionale che andava da Genova a Busalla in Liguria, e la dura vita dei capitreno delle nostre ferrovie. Uomini e donne che rischiano la salute, in casi estremi addirittura la vita, soltanto perché fanno il loro lavoro, controllano i biglietti, e su convogli locali non così vigilati e in fasce orarie che incoraggiano bulli e delinquenti ad aggredire o ferire, la mattina presto o la sera. Fatto sta che si mettono le bodycam ai controllori. E questo, devo dire, non me l'aspettavo. Personale di Ferrovie dello Stato Security scorterà i capitreno, da giugno spetterà a loro agganciare la telecamera alla divisa. È come quelli che in TV ti mettono il microfonino. Ma siamo su Repubblica, ragazzi miei, che a pagina 19, sempre Repubblica, si occupa anche di bollette. Pagina 19, Repubblica, uno dei pochi quotidiani che oggi lo mette in rilievo. Sollievo per 6 mesi, precedenza ai redditi bassi, scrive Valentina Conte quest'oggi sul quotidiano Repubblica. E cazzo, dovete comprarlo. Il governo prepara un intervento da 2,83 miliardi, metà per il bonus sociale. Il decreto bollette prende forma, un intervento da 2,83 miliardi a favore delle persone fisiche e delle imprese, anche quelle energivore, e arriverà, come conferma il ministro dell'economia, domani in Consiglio dei Ministri. Oggi i tecnici del Dicastero, guidato da Giancarlo Giorgetti, faranno il punto su misure e coperture con i colleghi del Ministero dell'Ambiente. Sul tavolo il bonus sociale per le famiglie a basso reddito e il sostegno alle aziende in apnea per gli alti costi energetici. Più definito il primo, che oscilla al momento tra 1,3 e 1,5 miliardi, anche se bisogna capire quale modello seguire. L'anno di riferimento per un paragone rimane il 2023. All'epoca, nei primi 3 trimestri, in scia a quanto fatto dal governo Draghi, l'esecutivo Meloni puntò ad alzare l'ISEE per l'accesso al bonus sociale da 9.530 a 15.000 euro, potenziando però lo sconto alle famiglie con l'indicatore più basso fino a 9.530 euro e lasciando alle altre, tra 9.530 e 15.000 euro di ISEE, l'80% dell'aiuto. Nel quarto trimestre 2023 il modello cambiò anche per restringere la platea a fronte di risorse inferiori. L'aiuto sia per la bolletta della luce che per quella del gas, chiamato all'epoca contributo straordinario, fu erogato in proporzione alla dimensione della famiglia, cioè al numero dei componenti, e per il gas distinto anche in base all'uso del metano, acqua calda sanitaria e o cottura cibi, uso riscaldamento oppure entrambi gli utilizzi. Alla fine del 2023 furono aiutate 4.577.000 famiglie, spendendo 1,7 miliardi in tutto. Nei primi 3 trimestri 1,4 miliardi, di cui 1 miliardo dalle casse dello Stato, 430 milioni dalle componenti tariffarie, quindi presi dal sistema stesso. Nell'ultimo trimestre, quello del quoziente familiare, la spesa arrivò a 300 milioni. Il nuovo decreto di domani dovrebbe coprire 6 mesi, una durata ancora sub iudice. La scelta del modello di famiglia da adottare per distribuire il sostegno va di pari passo con quella delle imprese da aiutare, piccole o grandi, energivore o tutte, dipenderà dalle risorse a disposizione. In conto si mettono i 600 milioni da recuperare dalle aste ETS, la tassa sulle emissioni di CO2 pagata dalle aziende per inquinare. Si valuta anche la proroga delle concessioni idroelettriche con l'obbligo di cedere al GSE i diritti su una quota di energia prodotta, oltre a una stretta sugli operatori che caricano in bolletta extra costi e non erogano gli sconti dovuti. I tecnici oggi dovranno sciogliere proprio questi nodi. Eccoli qua, i nodi che Repubblica ci mette sul tavolo.
e vedremo quali saranno sciolti. Intanto c'è l'intervista al presidente di Elettricità Futura, Armani. Risparmi possibili, aiutiamo famiglie e piccole imprese. Passare a contratti più lunghi e aggiornare gli attuali impianti rinnovabili vale 3-5 miliardi di riduzione dei prezzi. Tutto quest'oggi sul quotidiano Repubblica. E non è che gli faccio pubblicità a Repubblica, ma ne parla solo Repubblica. Che devo fare? Fratello mio, addio a Gianni Pettenati. La sua bandiera gialla fu simbolo di un'epoca. Pagina 27. Finché vedrai sventolar bandiera gialla e saprai che qui si balla e il tempo volerà. Aveva 79 anni, la figlia Samuela, non eri solo quella canzone, ma molto di più. Verissimo. La verità è che purtroppo è stato un po' relegato a quella canzone, mentre ne ha fatte altre, ne ha scritte molte altre. Che ore sono? Datemi un orologio. Sono le 8:29, tempo di fermarsi, signori. Allora fermi tutti, c'è la pausa musicale. E che pausa musicale, ragazzi, E oggi abbiamo la musica, quella bella, quella di classe, quella che arriva dalla Germania. Non ci crederete, ma questo è un italiano che vive in Germania ormai da tanti anni. No, la faccio ascoltare dopo, certo, ma inizio ad annunciarlo. Subito dopo il nostro Acerbis, il meteo, eccetera, ascolteremo un altro pezzo di questo italianissimo Fabrizio Giannuzzi, che suona l'armonica cromatica, ma c'è anche un collega che l'aiuta in questo pezzo con il vibrafono. Restate lì. Pochi minuti ascolterete una rielaborazione stupenda di una storica canzone di Bruno Martino intitolata Estate. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Inizio di settimana disturbato dal passaggio di molte nubi e qualche pioggia. Al mattino è previsto un cielo nuvoloso con piovaschi tra Liguria di Levante e Alta Toscana, discreto altrove con sole tra le nubi. Dal pomeriggio arriva un peggioramento da ovest con locali rovesci, specie a ridosso della dorsale appenninica, ma con molte nuvole da nord a sud. Temperature in graduale calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Buongiorno cari amiche, buongiorno cari amici di Radio Libertà da Alberto Acerbis. Fatto, finito, è pronto, il fior d'olio è pronto, molti di voi ci stanno chiamando da tempo, parliamo dell'olio che insomma di un olio molto particolare, 100% italiano, estrazione a freddo, parliamo di leccino di frantoio come tipo di olive meravigliose, abbiamo avuto una resa abbastanza interessante, ma chiaramente parliamo di una nicchia, parliamo di un punto nel mondo, ok? Quindi capite che insomma parliamo di quell'olio che quando vengono qua sul Gar di vichinghi, perché sì, allora noi ci rompono un po', diciamoci la verità, adesso dico delle cose, loro ci rompono i maroni magari in Europa che l'olio deve essere tutto uguale, che il formaggio è tutto uguale, però quando vengono qua in Italia, chissà perché, vengono qua e poi ritornano al loro paesello e pesano tutti 7, 8, 5 kg in più, e chissà perché nel baule ci buttano l'olio, ci buttano il vino, ci buttano il formaggio, un motivo ci sarà. Se volete il fior d'olio, 4 lattine da 1 litro di un olio pazzesco da mettere lì sotto chiave, se no il parentado ve lo porta via, ma parliamo di una roba meravigliosa, dovete chiamare questa mattina perché io non ce l'ho per tutti il fior d'olio, 4 lattine da 1 litro, casa vostra, trasporto non lo pagate, 78 euro. 78 euro. Allora, se lo volete chiamate questo numero 030 68 40 408 030 68 40
408. Parliamo di un olio molto importante, di un nutraceutico. Bevetene un cucchiaino la mattina, è un olio è meraviglioso. Per me chiamarlo olio extravergine di oliva vuol dire un po' anche svalutarlo. Il fior d'olio. Siamo qua, imbottigliamo tutte le mattine nella nostra azienda agricola. Fate come volete voi, 030 68 44 08 oppure olioacerbis.com. Alla prossima! Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà, il mio nome è Fabrizio Giannuzzi, già mi conoscete. Questa mattina presenterò un pezzo dal titolo Estate che spero molti di voi conoscano. È un'interpretazione che ho sviluppato con l'amico bavarese di origine controllata Dennis Meyerding, vibrafonista, chitarrista, batterista. Io in questo pezzo suonerò l'armonica cromatica e lo dedico alla terra paterna, al Salento e in particolar modo alla mia amatissima zia Maria Antonietta. Un bacio a tutti voi e non dimenticatevi di aiutare Radio Libertà a trasmettere musicisti inediti e a informare il popolo italiano di tante cose che se no non verremo mai a conoscenza. Un bacio a tutti voi, ciao!
Splendida interpretazione della storica Estate di Bruno Martino, signori. Questa è roba buona che sono orgoglioso di potervi offrire regalandovela questa roba. Questa è musica gratis, nonostante sia potentissima e soprattutto introvabile questa versione di Estate di Bruno Martino, grazie a Fabrizio Giannuzzi all'armonica cromatica, con un collega al vibrafono e soprattutto, ripeto, risveglia in noi quella voglia di bella musica che è inesistente, pressoché inesistente negli artisti che ascoltiamo in giro per le radio blasonate. Certo, l'armonica ci ricorda Lucio Corsi durante l'intervista a Topo Gigio a Sanremo, per 5 secondi, forse 10, ha suonato l'armonica a bocca e questo ci ha fatto guadagnare 1000 punti a questo cantautore che parteciperà all'Eurofestival, nonostante l'Eurofestival sia un festival kitsch dove vince chi urla più forte, e qualcuno si chiede: ma cosa cavolo c'entra Lucio Corsi all'Eurofestival? Beh, dico io, se si dipinge tanto la faccia di bianco, si concia con il suo look fantastico, io ci scherzo, ma è fantastico per uno che fa l'artista, potrebbe anche farsi notare. Chiaro che in confronto all'estone che canta contro l'Italia, il caffè cappuccino, eccetera, non siamo nulla. Stiamo a vedere. Qualcun altro mi scrive: beh, però se rinuncia lui, rinuncia quello dopo. Tu sai, nella classifica di Sanremo, se rinunciano tutti, alla fine si arriva a Giorgia. Potremmo mandare Giorgia, ma potrebbe vincere qualcosa. Giorgia troppo seria all'Eurofestival. Chiusa la parentesi. Sono le 8:40. Buongiorno e grazie naturalmente agli artisti indipendenti come il Fabrizio Giannuzzi dalla Germania, che ci ha scritto e ci ha fatto avere questo pezzo proprio nel giorno importante delle elezioni. Torniamo sui quotidiani e andiamo sul quotidiano Il Giornale, dai, che ci manca un attimino perché abbiamo tergiversato con Repubblica, cosa che non facciamo quasi mai, me ne scuso, ma effettivamente oggi pieno di emozioni. Il Giornale: la sinistra sprofonda, il centro argina l'ultradestra, e la racconta giusta il quotidiano Il Giornale, parlando di elezioni in Germania. Vince la CDU di Merz, bocciato Scholz, gli estremisti dell'AfD raddoppiano i voti, ma non governeranno, è tutto detto. La trattativa, Zelensky agli USA, lascio se Kiev entra nella NATO. Anche qui altro problemino: 3 anni di guerra in Ucraina, una trincea senza fine, ora tutti sognano la pace, lo scrive Fausto Biloslavo. Siamo ancora sul quotidiano Il Giornale: il Papa è ancora in pericolo, lieve insufficienza renale, ma naturalmente tutto ciò mi fa venire alla mente di dare un'occhiata alle agenzie per vedere se ci sono nuovi dispacci sulla salute del Papa. Condizioni ancora critiche, lieve insufficienza renale, ma Francesco resta vigile, ancora non è uscito l'ultimo resoconto medico. Torniamo allora sul quotidiano Il Giornale e c'è Vannacci, c'è Vannacci, purtroppo in questo caso c'è Vannacci che dice: la mia lista in Toscana, tra virgolette, a pagina 16 con Fabrizio De Feo, e quindi faticosamente ci andiamo, passando per pagina 5, a Berlino una sponda per la Meloni, la premier può sposare la linea degli Europe First di Merz, Salvini esulta per AfD. È Augusto Minzolini che ci fa un suo commento su questi risultati tedeschi. Poi, come vi dicevo, pagina 16, Vannacci scuote la Lega, in Toscana la mia lista. L'eurodeputato contesta le scelte del partito per le regionali. Trend in discesa, bisogna cambiare. La polemica con la salviniana Ceccardi. È stata eletta a Bruxelles grazie a me. Il movimento Il Mondo al Contrario conta già
migliaia di iscritti. Oggi a pagina 16 con Fabrizio De Feo. Parallelamente, petizione per Zaia, già 100.000 firme. Veneto per il terzo mandato al governatore, abbiamo superato le 100.000 firme, il numero aggiornato a mezzogiorno di ieri delle adesioni alla nostra iniziativa. Sono poi oltre 3.000 i moduli di proposte compilate. Veneto ai Veneti è la più grande campagna di ascolto del popolo veneto, così il segretario della Liga Veneta Alberto Stefani. Ai cittadini veneti si chiede la firma a sostegno della candidatura leghista alle prossime elezioni regionali. In primis, spiegano dalla Lega, puntando sul terzo mandato per Luca Zaia o in alternativa per avere un candidato presidente comunque della Lega. Quest'oggi ne parla il quotidiano Il Giornale. Il resto del Carlino, Germania, popolari, argine all'ultradestra, scrive QN, quotidiano nazionale. La CDU vince le elezioni con il 30%, crollano i socialisti, ma raggiunge il 20%, record storico, il partito estremista dell'AfD. Ipotesi governo di coalizione a guida centrista con SPD e i Verdi. Intervista allo storico Campi, Berlino mai più forte come prima. La buona notizia, secondo Raffaele Marmo, i tedeschi hanno scelto la linea filo-europea. Se questa è una buona notizia. Le trattative tra Mosca e Kiev, Zelensky pronto a lasciare con l'Ucraina nella NATO. E poi la fiducia in Trump e la vicinanza a Kiev, gli italiani e la guerra, quest'anno sarà finita. Naturalmente in centropagina su QN il mondo prega per Papa Francesco, il pontefice rimane in prognosi riservata ai gemelli, a Bologna e Rosario di Zuppi, stringiamoci attorno a lui. Qui Parlamento. E qui la voce di Sammy Varin che vi ridà il buongiorno e lo dà alla nostra ospite, la deputata della Lega Simonetta Matone. Buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno a te, buongiorno a tutti. Grazie per essere con noi. Già a quest'ora del mattino si comincia a carburare con le notizie e naturalmente ne abbiamo date tante, ma sotto sotto si continua a lavorare sul decreto intercettazioni. Sì. Forse una delle parti più dibattute della riforma della giustizia e qui si parla anche dei reati meno gravi. È giusto o non è giusto avere limiti temporali alle intercettazioni? A che punto siamo, Simonetta? Allora, io ho sostenuto per la Lega la discussione generale dell'altro giorno sul tema intercettazioni e qui va fatta però chiarezza, nel senso che questa parte è la seconda parte della riforma della giustizia così come è stata voluta dal governo e votata dagli elettori. Dobbiamo partire da questo. Questo perché lo dico? Perché la riforma della giustizia è un tema complesso che ha più facce. La prima è quella della separazione delle carriere, la seconda è la riforma delle intercettazioni. Ho sentito però dire una serie di, permettetemi il termine, di idiozie, scemenze e allarmi assolutamente non solo ingiustificati ma assolutamente in malafede in questa materia. Lo dico perché in realtà questa riforma è semplicemente un cercare di dare regole precise e certe in una materia nella quale da una parte abbiamo la necessità di fare degli accertamenti, delle investigazioni ed è un principio costituzionalmente protetto. Dall'altra abbiamo un principio altrettanto costituzionale quale quello del rispetto della privacy del cittadino. Quindi questi due interessi contrapposti devono essere bilanciati. E come si bilanciano? Attraverso una legge ragionata ed equilibrata.
Quindi non c'è stato nessun, diciamo così, attentato al principio per cui gli organi inquirenti devono poter intercettare, ma c'è stato un cercare di dare regole certe. Innanzitutto l'opinione pubblica avrà sentito invece dire che questa legge rappresenta un attentato alla possibilità di combattere la mafia e le organizzazioni criminali, perché le intercettazioni vengono fortemente limitate. È falso, è una clamorosa bugia, perché tutto ciò che attiene a terrorismo e mafia, associazioni criminali di quel tipo, rimane assolutamente invariato. Il limite temporale che si è dato è quello di 45 giorni per i reati ordinari, per le associazioni a delinquere semplici, ma qualora emergessero in questi primi 45 giorni elementi significativi, le intercettazioni potranno essere prorogate e non c'è nessun limite al reiterarsi della intercettazione. Per cui se emergeranno in questi 45 giorni elementi degni di interesse, il pubblico ministero potrà chiedere al giudice la proroga. Che cos'è che cambia? Cambia il fatto che le intercettazioni non potranno più essere disposte con lo stampone. Pochi lo sanno, ma negli uffici giudiziari esiste il modulo prestampato per la proroga delle intercettazioni. Esiste un modulo per il pubblico ministero ed esiste un modulo per il GIP. Questo non potrà più accadere perché occorrerà uno sforzo in più, uno sforzo motivazionale. Che vuol dire? Vuol dire che il giudice dovrà motivare il perché la intercettazione viene ad essere prorogata, e addirittura questo l'opposizione non lo dice, perché fa una controinformazione veramente, io la definirei bastarda, perché non c'è limite alla proroga delle intercettazioni, non c'è un limite temporale, ragion per cui se questi elementi emergono potranno essere prorogate all'infinito. E abbiamo ascoltato in religioso silenzio questa cosa del modulo prestampato per intercettare, veramente si rimane però ci voleva la Simonetta Matone, che d'altronde è stata del mestiere. Ci voleva dire la verità, perché qui nessuno sa niente, questi si alzano, parlano e sparano. Io scopro realtà come dire, a me ignote, perché io sono abituata, avendo fatto il magistrato per tanti anni, al principio del contraddittorio. Che vuol dire? Io dico una cosa, ma questa cosa deve essere documentata, provata, e a quel punto io sono ammessa alla prova contraria. Però tu mi devi fornire degli elementi certi. L'altro giorno ho notato grande imbarazzo nella discussione generale, perché come contestare quello che io sto dicendo? Ecco, non perché lo dico io, perché lo dice la legge. La nuova legge è strutturata in questo modo, non costituisce in alcun modo un attentato alle indagini, alle sacrosante investigazioni, alla lotta contro la mafia. Ma se in 45 giorni nei reati normali nulla si evince dalle captazioni, perché così si chiamano, a quel punto queste captazioni devono finire. Anche perché in questi ultimi anni purtroppo si è enfatizzata l'importanza delle intercettazioni a discapito delle indagini normali, delle attività investigative ordinarie. Sì. Io ho fatto tanti processi, perché negli ultimi 7 anni sono stata in procura generale come sostituto e facevo gli appelli, cioè andavo in udienza per gli appelli le intercettazioni erano sacrosante e benedette, per esempio in tutti i processi per spaccio di stupefacenti, e lì ascoltare era fondamentale. Però
se in 45 giorni nulla si evince, non hai altri elementi, a quel punto devi anche lasciar perdere. Capisce? Capite signori? Simonetta Matone, deputata della Lega, ci apre gli occhi su molte situazioni che non vengono raccontate perché non si ha tempo o forse perché non si vuole raccontarle su certi telegiornali. Malafede, guardi, per assoluta malafede. Sì. Grazie Simonetta del tuo lavoro, buona giornata e buona settimana. Buona giornata a chi ci ha ascoltato, buona giornata a te, arrivederci. Qui Parlamento. Con il buongiorno rinnovato vedete quante cose che si imparano ascoltando i nostri deputati che si apprestano a andare a lavorare. Stamani sul cellulare ricezione da schifo, mi fa molto piacere. No, Paolo, vuol dire che siete in tanti ad ascoltarmi, lo so, sembra una cosa impossibile, ma quando siete in tanti sintonizzati su una app o su un sito e comincia a traballare l'app e il sito nel senso vuol dire che siete davvero in tanti, anzi in troppi, e il server non ce la fa a mantenere l'audio per tutti. È l'esatto contrario che fanno le onde elettromagnetiche, anche quelle digitali della banda DAB, cioè se avete una radiolina FM o DAB potete ascoltare la radio in miliardi e non succederà niente, perché la radio è un ricevitore ma non si attacca a nessun server, non pesa su nulla, riceve esclusivamente queste onde che viaggiano nell'etere. La differenza tra onde elettromagnetiche e internet è proprio questa, che internet si appoggia su dei computer che fanno da server e più di tanto quei computer non possono reggere. Se siete in tantissimi, quando si fa un attacco hacker, l'attacco hacker consiste proprio in questo, nel bersagliare il server, il computer di migliaia e migliaia di richieste, magari per avere un certificato, e chiaramente quello a un certo punto si blocca e impazzisce. Buongiorno a chi ci segue nella banda DAB, dove non ci sono proprio problemi di internet, anche se da internet arriva il DAB, vedi che siamo, Dio mio, siamo collegati ancora, però ci sentite meglio sicuramente nella banda DAB. 8:56, abbiamo ancora una manciata di minuti, potrei ricominciare da capo, ma le notizie quest'oggi sono queste d'altronde, e io ritorno sul Quotidiano Nazionale perché le argomentazioni sono queste. Allora, da una parte a pagina 5 si scrive: adesso Berlino è più debole, Campi per l'Europa è un bene, intervistano il politologo Campi, ci sono due possibilità per formare il nuovo governo, con i Verdi in maggioranza o senza. Quando i tedeschi erano forti pretendevano di fare da soli e imponevano agli altri il rigore. Adesso pare che è vero, sia l'Europa che imporrà qualcosa alla Germania. Da una parte questo è un argomento, dall'altra, pagina 6, Zelensky pronto a lasciare. In cambio dell'Ucraina nella NATO, Zelensky se ne va e invoca l'aiuto di Stati Uniti e Unione Europea. Sì, ti aiutiamo, ma fuori le terre rare. Oggi è il 3° anniversario dell'invasione. Von der Leyen in visita nella capitale. Il 6 marzo a Bruxelles un vertice straordinario. Putin mi ha scelto Dio. E su questo non possiamo che essere d'accordo. Siamo ancora sul Quotidiano Nazionale, anche qui la terribile notizia: travolge una donna e la uccide, il suicidio poi per il senso di colpa. Incidente mortale a Genova, un ragazzo investe in auto una 35enne che viaggiava in scooter, il 22enne conosceva bene la vittima, la disperazione dopo lo schianto, si è tagliato le vene. Comunità in lutto, entrambi erano molto conosciuti a Sant'Olcese, lei lavorava in una ditta dolciaria. Così il Quotidiano Nazionale, che poi si dedica a qualcosa di più leggero, ma mica poi tanto. A pagina 17 l'intervista alla criminologa Roberta Bruzzone a proposito della privacy dei figli. La privacy dei figli è un alibi. Genitori, dovete controllare. La psicologa forense ha proposto un patentino per chi vuole procreare. Una provocazione, certo, ma troppi sono ostaggio dei piccoli
che dovrebbero educare. In poche parole, a 12 anni non c'è diritto di riservatezza che tenga. Sorvegliare il cellulare dovrebbe essere un dovere. Madri e padri e amici si squalificano da soli. Soggetti problematici hanno alle spalle famiglie inadeguate, quindi dà la colpa a papà e a mamma se poi i bambini fanno cazzate. Oggi fare un bambino significa cedere a una pressione, me lo lasci dire, di matrice patriarcale. Tan da da dan, e ti immagini se non dava la colpa alla matrice patriarcale. Che ore sono? Che ore sono? E datemi un orologio, è tempo di fermarsi, ho capito. Sì, mi fermo. C'è la pausa, c'è la canzone indipendente. Oggi bellissimo pezzo di Stefano Sisco Bellotti, me lo ha indicato Enrico Ruggeri. Siamo moltitudine e subito dopo sentiamo se troviamo Riccardo Molinari.
Da Novellara, in provincia di Reggio Emilia, Stefano Sisco Bellotti. Siamo moltitudine, siamo fatti di moltitudine, siamo la storia degli eventi che ci hanno segnato, siamo tante cose. Siamo anche i risultati elettorali della Germania, perché no? Ne parliamo tra pochissimo. Intanto Sisco Bellotti è in canto, canterà tra pochissimo. Dal 28 febbraio parte la sua nuova tournée e partirà da Firenze. Qui Parlamento. E intanto sono 3 minuti dopo le 9 del mattino. Buongiorno da Sammy Varin, grazie per essere con noi al capogruppo della Lega, Riccardo Molinari. Buongiorno. Buongiorno Sammy, un saluto a tutti. Grazie. Allora, su tutti i quotidiani quest'oggi c'è poco da fare. La svolta storica nelle elezioni in Germania, si scrive, l'ultradestra non è più ultradestra, è una destra di governo e basta. Non sono certo tutti neonazisti quelli che hanno votato AfD, dice ad esempio Bonaccini. Tuttavia c'è Tajani che festeggia il trend vincente dei partiti del PPI e dice che la Germania ha bisogno di una guida seria. Insomma, nel centrodestra italiano Tajani e Salvini festeggiano per motivi diversi. Tu come vedi questa vittoria dell'ultradestra, che non è più ultradestra, in Germania? E facciamo anche un parallelismo con l'Italia, perché alla fin fine lì in Germania la destra ha avuto un successo incredibile e si dice un po' meno anche sull'affluenza di voto. Non ne parlano molti giornali, ma l'84%. Ma ci pensi, Molinari, se in Italia votasse l'84%, chi vincerebbe mai? Fai la foto di questo risultato dalle primissime notizie, Riccardo. Vabbè, quello è il dato principale su cui devo dire molti telegiornali, anche ieri sera, sono soffermati qua da noi, perché il 84% è un dato di affluenza altissimo. Mi pare che forse dal 90 che non c'era un'affluenza così alta in Germania, e questo significa che cosa? Può essere interpretato in due modi, ma visti i risultati io penso che sia una corsa al voto anche di quell'elettorato che negli ultimi anni non aveva più votato, ma che voleva dare un segnale contro le politiche dei rossoverdi, quindi contro le politiche dei socialisti e dei verdi, che sono poi le politiche che hanno in qualche modo infettato anche la linea della Commissione europea, le politiche ambientaliste, le politiche anti-industriali, che noi critichiamo da tempo e che stiamo vedendo anche noi quanti danni hanno fatto e stanno facendo all'Europa. La Germania è sempre stata, diciamo, il motore sia economico che politico dell'Europa, e quindi credo che l'alta affluenza sia stata proprio un voto, diciamo, di disperazione dell'elettorato, che ha voluto dare un segnale contro chi governava la Germania in quel momento. Infatti i due principali partiti di opposizione di centrodestra, la CDU, CSU e la AfD, sono primo e secondo. Quindi il risultato è chiarissimo, è stato un voto contro quelle politiche che noi contestiamo, e speriamo che col cambio di governo in Germania anche la Commissione europea capisca che è il caso di cambiarle queste politiche. Sarebbe una grande occasione però per la CDU per avviare un governo soltanto di centrodestra, quindi escludendo i socialisti e i verdi, e questo pare che non avverrà, nel senso che prevale ancora la logica del cordone sanitario contro AfD, e quindi la speranza è che la CDU, che ha vinto, e ovviamente di questo siamo felici perché è molto meglio avere un presidente, un cancelliere tedesco di centrodestra che uno di centrosinistra, però bisognerà stare attenti che quelle politiche ambientaliste green contro cui la gente ha votato in massa non rientrano dalla finestra con un governo di larga intesa. Ecco, questo dovremo capire nelle prossime settimane cosa succede, però dalle dichiarazioni sembra che si vada in quella direzione. Chiaro, e tra gli ingredienti di questo cocktail c'è anche la questione sicurezza. Sicuramente ha avuto una grande importanza nei risultati delle elezioni in Germania. Questione sicurezza che qua in Italia viene sempre messa in silenzio, viene silenziata. Ci sono le manifestazioni contro il decreto sicurezza. A Milano non passa giorno che non accada un fattaccio, ma di quelli gravi, e nessuno in comune parla di emergenza sicurezza.
come proseguirà questa cosa? Perché la Lega ci tiene e sta facendo banchetti, gazebo, informazione proprio su questo fronte sicurezza, ma c'è da mettere d'accordo anche gli alleati. Troveremo la quadra su questo fronte perché riguarda davvero tutti gli italiani, non soltanto quelli nelle grandi città dove magari fa più notizia il fattaccio, ma anche in moltissime piccole città dove ormai c'è da avere paura a uscire. Assolutamente sì, è una delle richieste principali che arrivano dai cittadini, nonostante, vada detto, alcuni risultati sono stati ottenuti in questi 2 anni di governo, perché avere il meno 65% di sbarchi è frutto di iniziative che sono state messe in campo dalla Lega, dal centrodestra, dal governo Meloni. E resta però un problema, perché se c'è un calo dell'immigrazione, però in molte città vige il coprifuoco, c'è la paura a uscire di casa, c'è il fenomeno delle baby gang, c'è il fenomeno per cui non ci si sente tranquilli a casa propria, c'è un problema. Questo problema va affrontato. Noi riteniamo che nel disegno di legge sicurezza ci sono delle misure importanti per contrastare questi fenomeni. Chiediamo a Giorgia Meloni da tempo di approvare questo provvedimento subito, perché è fermo al Senato da troppo tempo. Questo provvedimento è stato approvato alla Camera mesi fa, e da mesi, dopo un anno peraltro di analisi, di lavoro sul testo che abbiamo fatto alla Camera. Non capiamo perché al Senato non si riesca ad andare avanti, ma penso insomma che la Lega bene faccia a tenere alta l'attenzione su questi temi, anche perché infatti ci sarà una gazzebata in occasione della festa della donna, dove manifesteremo di nuovo solidarietà alle forze dell'ordine, racconteremo quelle che sono le proposte di legge che abbiamo fatto, e noi dobbiamo tenere alta l'attenzione su questo, perché i cittadini ci hanno votato soprattutto per quello. Cioè, chi vota la Lega, chi vota il centrodestra lo ha fatto perché vuole un approccio alla sicurezza diverso e vuole poter essere tranquillo a girare per strada, tranquillo a casa sua, non essere importunato da baby gang, questuanti o rapinatori. E quindi questo è un tema su cui bisogna assolutamente intervenire, considerato anche che spesso parliamo della mancanza di personale delle forze dell'ordine. Insomma, questo è un governo che ha implementato il personale delle forze dell'ordine. In legge di bilancio abbiamo evitato il blocco del turnover, quindi abbiamo garantito, a differenza del resto della pubblica amministrazione, che le forze dell'ordine continuino a essere assunte quando altri vanno in pensione. E poi ricordiamoci sempre che l'Italia è un paese che ha più forze dell'ordine rispetto agli altri paesi europei, quindi la questione è anche dare gli strumenti alle forze dell'ordine per poter intervenire, che è proprio quello che noi cerchiamo di fare. Chiaro, soprattutto per il futuro, perché visti i risultati in Germania, molti di questi immigrati non desiderati in Germania sapete bene dove li sbatteranno. Ultimo minuto, cosa si muove in questa settimana in Parlamento? Ci sono appuntamenti particolari da segnalare? Politicamente questa settimana vedrà il voto sulla mozione di sfiducia a Daniela Santanchè. Avvieremo anche l'iter della mozione di sfiducia a Nordio, perché insomma l'opposizione diciamo che ci regala una mozione di sfiducia alla settimana, quindi c'è sempre qualche mozione di sfiducia di cui discutere. E poi dal punto di vista delle proposte di legge sarà la settimana in cui verrà probabilmente approvata la proposta di legge per l'inserimento della rappresentanza dei lavoratori nei consigli di gestione, nei consigli di amministrazione delle imprese, che è diciamo una proposta di legge di iniziativa popolare, questa presentata dalla CISL, che diciamo la maggioranza ha deciso di appoggiare. Però voglio ricordare che i primi a porre in Parlamento questo argomento siamo stati noi, con una proposta di legge nella scorsa legislatura, a mia prima firma, riportata poi in questa legislatura, che insomma è stato uno dei test su cui si è lavorato insieme poi a questa proposta che veniva dalla raccolta firme della CISL. Quindi siamo molto contenti di aver posto questo tema all'attenzione del Parlamento, anche perché ricordiamoci la partecipazione dei lavoratori alla gestione delle società è un qualcosa che in Germania, che è il motore economico del continente, come dicevamo prima, esiste dal dopoguerra. Quindi insomma diciamo che in Italia arriviamo con un po' di ritardo. Questa è una legge che insomma è abbastanza all'acqua di rose rispetto a quella che avevamo proposto noi, che era diciamo ben più pregnante, però è un primo passo, credo, nella direzione giusta per avere salari più equi e una redistribuzione della ricchezza migliore tra gli imprenditori, tra chi fa imprese e chi lavora nelle imprese.
Ecco i principali argomenti sul tavolo per questa settimana parlamentare. Grazie davvero a Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera e segretario Lega Piemonte. Buon lavoro. Grazie Sammy, un saluto a tutti gli ascoltatori. Qui Parlamento. Polizze contro le calamità. Guardala qua, la pagina che non ti aspetti sul quotidiano Italia Oggi. Eccolo qua, il titolo che non c'è da nessun'altra parte. Oltre 4 milioni di imprese dovranno entro il 31 marzo 2025 assicurarsi contro il rischio di terremoti, frane, inondazioni, esondazioni, ma non si sa come. Le imprese con sede legale o stabile organizzazione sull'intero territorio nazionale che hanno iscritti a bilancio terreni, fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature industriali e commerciali dovranno assicurarsi contro i disastri ambientali. La deadline per uniformarsi all'obbligo, salvo poche eccezioni, è stata fatta slittare dal 31 dicembre 2024 al 31 marzo 2025 in via definitiva dal decreto 1000 proroghe. Ancora non si sa come, ma è caso di cominciare a bussare al governo. In questo caso arrivano le regole, punto di domanda, e questo è solo l'inizio, perché sapete che in futuro anche i privati dovranno farlo. D'altronde questa è una prima pagina che porta una sfiga della miseria. Lunedì mattina uno si sveglia e dice polizze contro le calamità. Perché? Perché da un po' di tempo che non ne succedono, sai com'è, e quando meno te l'aspetti arrivano. Il cambiamento climatico, gnigniro. Buongiorno da Sammy Varin. Certo, sto per aprire le telefonate, ma non ancora, datemi ancora qualche istante, fatemi fare un giro sul quotidiano Il Tempo, che oggi titola Che Germania di Merz. Scusami, guarda che carino. Che Germania di Merz. Vince la CDU, exploit di AfD, tonfo di Scholz, Trump, grande giornata, ma già partono le manovre per il solito governicchio con sinistra e Verdi. Il Tempo di Osho, Zelensky e le dimissioni se l'Ucraina è nella NATO, parlano al telefono Zelensky con Trump. Se fate entrare l'Ucraina nella NATO me dimetto. E Trump, finalmente una battuta che fa ride. Se si può fare, ma non lo faranno. Tommaso Cerno. In Germania i vincitori sono due, il leader della CDU Merz e la leader dell'AfD Weidel. Un segnale netto dell'orientamento tedesco a uscire dalla nassa rossoverde che ha impantanato l'Europa e la Germania negli ultimi 5 anni. Chiunque guardi le emergenze vere dell'Occidente senza le lenti ideologiche, visto che tra l'altro le ideologie novecentesche non funzionano più alla prova dei fatti, vedrebbe per Berlino un'unica soluzione rivoluzionaria, quella di un governo di centrodestra, che oltre a segnare quel cambiamento che le urne chiedono, bocciando Scholz e il suo fallimentare SPD, restituirebbe ai popolari la libertà di una politica più rispondente alla natura profonda del partito che fu di Angela Merkel. Le correzioni in corsa sul tema degli immigrati non sono infatti solo espedienti elettorali, ma rispondono a un richiamo più profondo degli elettori moderati tedeschi, pure al di là delle virgole dei cespugli che li terranno fuori o dentro il Bundestag. Una Germania Moloch che non vuole cambiare sta già organizzando un governo con gli sconfitti e le proverà tutte per riuscirci fino a sbatterci il grugno. Così Tommaso Cerno quest'oggi sul quotidiano Il Tempo. Girando all'interno chiaramente si approfondisce che Germania di Merz. Ora inizia la vera sfida del governo Kenya, rilanciare l'industria e le politiche di sicurezza. Il nuovo cancelliere dovrà mediare con il rossoverde e provare a ricostruire il patto sociale tedesco. Naturalmente all'interno ci sono i ritratti. Chi è il popolare Friedrich Merz, l'avvocato aziendale col jet privato, ha 69 anni, è nato a Brilon, nel Nord Reno-Westfalia, facoltoso legale ed ex parlamentare. Il ritratto numero 2 è quello della lesbica con la compagna cingalese
Alice Weidel, 46 anni, si è presa la guida dell'estrema destra. Chi l'avrebbe mai pensato? Una lesbica con compagna cingalese guida l'estrema destra. La leader dell'AfD ha 46 anni, una compagna produttrice cinematografica e 2 figli. No, non vogliamo sapere come li abbia fatti. America First, ma Starmer e Macron non l'hanno capito. La lunga strada verso la pace all'interno del Tempo, con Zelensky pronto a dimettersi se l'Ucraina entra nella NATO. A pagina 11, l'Unione al bivio, il giorno dopo il CPAC, così fa l'Europa del no. Bruxelles sperava nello scivolone di Georgia alla convention di Washington e invece Macron e Starmer dovranno volare alla Casa Bianca da Donald. C'è Gianluigi Paragone di spalla che dice von der Leyen segua le indicazioni della Meloni e magari. E poi la trattativa. Kiev apre alla cessione di terre rare, il piano di Trump e Musk funziona. Questo ed altro sul quotidiano Il Tempo. Apriamo le linee allo 0292947222, il più veloce entra in diretta e può dire la propria sugli argomenti del giorno, mentre sono sul quotidiano La Stampa, Germania vince Merz ma AfD vola, ma soprattutto in centropagina, guardalo lì, agnello sacrificale. Zelensky, sono pronto a dimettermi se l'Ucraina entra nella NATO. Sa un po' di presa in giro questo titolo, ma chissà se se ne sono accorti sulla Stampa. Germania a destra, all'interno, Weidel reclama la vittoria, siamo pronti a governare. L'exploit dell'ultradestra spacca il governo italiano. Salvini, stop ai migranti. E poi Stefano Stefanini, il suo commento, dice: rilanciare l'Europa, frenare Trump, il doppio fronte che aspetta Merz. Anche il vecchio continente ha un nuovo sceriffo. Il futuro cancelliere tedesco dovrà riunire l'Unione Europea, mantenere l'alleanza transatlantica e rafforzare la difesa. 0292947222. Pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno, caro Sammy, ti volevo fare un'analisi. Vedi, ho visto su per giù che il 20% dell'elettorato tedesco sono circa tra i 9 e i 10 milioni di elettori. Adesso dimmi tu se una persona nazionale può dire, razionale o con minimo, che in Germania oggi nel 2020 ci sono 10 milioni di nazisti. Va bene? È una cosa che non sta né in cielo né in terra e loro cercano di frenare, va bene, in Germania, siccome è gente ottusa che non c'ha un minimo di elasticità mentale, questo invece gli riconosco agli italiani che sono un po' più elastici, hanno una tendenza a ripetere sempre gli stessi errori nella storia. E il vento della storia è irrefrenabile. La prossima volta, invece che il 21, prenderanno il 30, il 35. È come voler fermare il vento con le mani. È una stronzata che loro stanno solo rimandando la loro fine. Perché questo è qui, gli immigrati aumenteranno, i reati aumenteranno e questi avranno sempre più voti. 10 milioni di nazisti ci sono, allora devono fare un'autocritica, dice allora abbiamo 80 anni e abbiamo completamente fallito, quindi la cosa non è verosimile e l'Europa si andrà, come ha detto, si andrà a sbattere il grugno perché i tedeschi sono veramente un popolo di ottusi, saranno precisi, ordinati, ma non sono assolutamente, non hanno elasticità mentale. Ciao Sammy. Grazie caro, e anche qui in italiano, in Italia non è che proprio se siamo molto elastici. Sono pagina 21 del quotidiano La Stampa. A Dronero in provincia di Cuneo 4 alunni su 5 sono figli di immigrati perché le altre famiglie spostano i figli nei paesi, l'offerta didattica è migliore. Italiani in una scuola
stranieri nell'altra, i genitori, ma non chiamateci razzisti. È chiaro che quando nella scuola dei tuoi bambini sono tutti immigrati, puoi immaginare quanto si possa imparare in quella scuola. Oh mamma mia, troppi anni fa la Lega diceva le classi ponte, te le ricordi? Ce ne hanno dette di tutti i colori, ancora una volta ci vedavamo troppo avanti noi della Lega. Una coppia romena al preside, perché a scuola avete separato i bambini? Siamo sul quotidiano La Stampa. I figli degli immigrati frequentano le scuole in paese anche perché sovente hanno difficoltà a spostarsi in altre zone. E certamente questa separazione è totalmente insensata, molti stranieri sono nati qui e parlano l'italiano, non si possono mettere paletti alle scelte, ma servirebbe più coordinamento tra le scuole. Chiaramente chi può sposta i propri figli, perché in una scuola dove sono tutti figli di immigrati forse qualche problema di apprendimento c'è, o dico forse, perché molti di questi magari già alle elementari parlano piemontese. 0292947222, pronto? Buongiorno signor Sammy di Zeta. Buongiorno. Allora io cambio argomento. Vai. La dipendenza tecnologica, signor Sammy, perché io ce l'ho su anche con questo, perché secondo me senza il controllo dei dati l'Europa non è una potenza, signor Sammy, ma una colonia digitale di cui già in passato abbiamo affidato agli americani ed era giusto così. E oggi accettiamo, secondo me, di farci proteggere sotto quello digitale. Si dirà che ormai è tardi, che non possiamo competere con i giganti della Silicon Valley, ma questo significa, signor Sammy, accettare di essere sudditi e non cittadini. Poi se sbaglio me lo dice lei. E poi c'è la questione del potere. Le big tech non sono semplici aziende, sono nuovi imperi sotto le mentite spoglie della democrazia. Hanno il potere di influenzare le elezioni, ripeto, il potere di influenzare le elezioni, di orientare l'opinione pubblica, di decidere chi esiste e chi sparisce nell'etere digitale. Con l'avvento di Trump, e voglio finire, hanno gettato la maschera, mostrano un'arroganza e una brutalità mai vista prima attraverso vari esponenti, a cominciare da Musk, che appoggia i movimenti neonazisti, sembra, no? Alza il braccio alle convenzioni e che attacca l'Europa dimenticandosi, voglio terminare, un'alleanza atlantica che dura da oltre 70 anni e per la quale sono morti decine e migliaia di giovani in Normandia. Poi la cosa è lunga, mi fermo qua per dare spazio a qualcun altro. La saluto e buona giornata. Sempre grazie a chi ci dà nuovi stimoli. È chiaro che qui non passa weekend che ci sia qualcuno che non alza il braccio, e cerchiamo di capire che magari lo fa anche per far incazzare qualcun altro. La verità la dice Bella, pagina 3, la Germania va a destra grazie alla sinistra. Ma quali nostalgie per Hitler? Merkel e Scholz hanno spalancato il paese agli immigrati per portare manodopera a basso costo, causando un'escalation di criminalità che oggi fa trionfare i conservatori, sempre che i democratici europei non annullino il voto. E attenzione che poi tutti questi immigrati non più voluti dalla Germania li risbattono indietro. Da dove sono arrivati questi immigrati? Ma dall'Italia, of course. 0292947222. Pronto? Ciao Sammy, Nando di Pioltello. Buongiorno. Sull'immigrazione tedesca proprio, guarda, ci stavo pensando ieri mattina. Lo sai che la mia amica sinistrata del PD, l'onorevole Simona Malpezzi, ha la doppia cittadinanza? Lei, le sue figlie, poi non so se sono andate a votare, ma hanno la doppia cittadinanza italo-tedesca per contagio virale da tale Thomas, il papà delle suddette ragazze, no? Thomas però non ha una goccia di sangue tedesco, a sua volta è un croato naturalizzato. E quindi solo qui a Pioltello ci sono 4 persone che se sono andate a votare per le elezioni tedesche hanno votato sicuramente la sinistra sinistrata senza avere una goccia di sangue tedesco nelle vene. Ma non è sostituzione etnica questa.
Ciao. Grazie caro, grazie. Le reazioni a pagina 9 del Corriere: Tajani, vincono i popolari, Salvini festeggia Weidel, Renzi, i primi viaggi di Merz a Parigi e Varsavia, non a Roma. L'avanzata degli estremisti apprezzata solo dal Carroccio, Lupi restano minoranza, 5 Stelle, avanti chi fa leva sulle paure. 0292947222. Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, Franco da Milano. Vedevo il titolo di La verità che diceva la destra avanza grazie alla sinistra. Sì. Mi viene quasi da ridere, però comunque tutti questi nazisti, tutti questi nazisti presunti li preferisco ai deficienti di sinistra, per la verità, perché poi è una questione di punti di vista. Però io volevo dire un'altra cosa. Ho sentito prima Molinari che parlava di una riforma del lavoro, ma scusate, noi stiamo, oltre a quelle riformette lì, io volevo chiedere a Salvini, anche se non dipende da lui, però lui è lì, volevo sapere le altre riforme, quelle per cui siamo andati a votare: la giustizia, l'autonomia, la sicurezza, il premierato, ma dove sono finiti? La Meloni deve finire ad andare in giro a dire scemate con Zelensky, a abbracciarlo, eccetera, eccetera. Faccia le riforme. Ha capito cosa voglio dire? Avete capito cosa voglio dire? La Lega a un certo punto la deve stimolare, perché si può anche uscire dal governo a un certo punto. Buongiorno. Grazie caro, ne abbiamo parlato alle 8.45 con Simonetta Matone proprio del decreto intercettazioni che sta andando avanti, anche se c'è un certo freno a mano. Sì, dite che è arrivato il momento di minacciare, punto di domanda, e poi loro saranno lì a dire prego, quella è la porta. C'è un'ultima chiamata, la prendiamo, sono 2, pronto? Buongiorno Sammy dal Veneto. Prego. Ecco, mettete in risalto quello che sta facendo Trump di positivo e di concreto, ovvero sta ripianando tutta l'amministrazione pubblica a mo' di licenziamenti a quelli che scaldano la sedia. Gli dice chiaramente: fammi vedere cosa hai fatto nell'ultima settimana. Questi non sanno che cosa dire e quindi sono licenziati. E così anche nelle alte cariche dell'esercito, quei pelandroni che hanno soprassieduto e hanno infuocato la guerra, adesso tutti a casa. Questo è il modo di governare. E qui, caro Sammy, anche in Italia non dovete aver paura di Vannacci. Vannacci è concreto, sono i leghisti che non sono concreti, non l'avete ancora capito? Per cui, caro Molinari, datti da fare come facevi un tempo, sei nel sonno più assopito. Grazie caro, ma a noi non sembra che lavorino fin troppo. Il succo è che a Vannacci non è andato giù il fatto che la Lega abbia candidato per il centrodestra, per la Lega in Toscana Elena Meini. A quanto pare Vannacci doveva essere consultato perché lui è importante. C'è un'ultimissima telefonata, la prendo, pronto? Ciao Sammy, sono Marco D'Amanto, veloce. Allora, usciamo dalla Lega, usciamo dal governo ed è pronto il governo Ursula Forza Italia PD, anche perché la Cavaliera mi sembra che non abbia gradito molto l'intervento che la Meloni ha fatto al summit qualche giorno fa dei conservatori statunitensi. Non dobbiamo stupirci di quello che sta succedendo in Germania, perché tanto l'Europa ha un grosso problema, non può stare con gli Stati Uniti in quanto ha una malattia gravissima, si chiama ideologia. Siccome Trump è contrario all'ideologia socialista, socialisteggiante che c'è in Europa, che pervade sia il PSE che il Partito Popolare, del quale fa parte Forza Italia, l'Europa non può stare con gli Stati Uniti ed è pronta a stare con la Cina. Ciao Sammy, grazie. Sempre grazie ai nostri editorialisti, ma tra poco arriva anche il nostro direttore Sallusti con il suo editoriale. Sammy Varin si ferma, poi l'America, poi Giulio Cainarca, alle 11 ritorno fino a mezzogiorno. Avete ascoltato la rassegna stampa.